Do la parola alle difese nell'ordine che ritengono. Prego, Avvocato De Federicis. Presidente, prima di una mozione d'ordine, lo so che chiedo in questo periodo tanto, ma siccome sono discussioni un po' articolate e con le dovute distanze, se è possibile, visto anche l'evoluzione che sta prendendo positiva la situazione pandemica, di discutere o con la mascherina un po' abbassata o senza, perché abbiamo una situazione comunque che consente il distanziamento. Avvocato, non lo abbiamo consentito a nessuna parte, ovviamente laddove lei ha necessità di pause, di prendere un bicchiere d'acqua. Presidente, era solo, siccome è una discussione un po' più, non vi spaventate, però rispetto alle altre sono un po' più magari articolate, per questo dicevo. Comunque, ma laddove lei ha bisogno di pause o quant'altro, ovviamente le prenda senza problemi, però non le posso dire di non tenere la mascherina. Presidente, non insisto, capisco. Ogni cosa che si fa sempre capo a lui, perché se non lo sa lui e lo viene a sapere sono cazzi amari. La conversazione è del tutto generica e non fa alcun riferimento ad attività in cui possono essere stati coinvolti gli imputati. Sentenza di appello Orchidea, pagina 49 dell'11 dicembre 2011. Io, Presidente e signori del Tribunale, non voglio iniziare facendo il verso al pubblico ministero. Io ho una simpatia personale e una stima professionale per il dottor Minisci, che è stato lasciato solo in quest'ultimo capitolo dei 4 re di Roma. Quel noto articolo del dicembre 2012 della Procura, non della Procura, ma dell'Espresso, nel capitolo più difficile del 4 re di Roma, perché è quello dove ci sono già precedenti accertamenti, precedenti sentenze che hanno esaminato nel contraddittorio delle parti la mafiosità di Senese Michele. E la similitudine con il processo di Mafia Capitale viene facile per chi l'ha vissuto e per chi si è confrontato in quel dibattimento. Anche lì all'inizio la Procura aveva schierato un esercito di PM, poi ne è rimasto uno solo a sostenere l'accusa, ma non è tanto il dato numerico quanto il fatto che anche in quel processo si partiva, come in questo, da una presa di posizione e affermazione della Procura che riflette un modo di intendere il processo oggi, che fa parte di una cultura della giurisdizione della Procura, che deve essere confinata a quella di un ruolo di parte nel processo, sempre più di parte, e ben distante dalla cultura invece della giurisdizione che deve avere il giudice terzo. Diceva uno dei rappresentanti della pubblica accusa nel processo di Mafia Capitale, nella sua requisitoria: io quando ho iniziato questa indagine ho fatto con Massimo Carminati la stessa cosa che feci con Michele Senese. Lessi il suo certificato penale e mi domandai com'era possibile. Per entrambi mi domandai com'era possibile che persone che avessero commesso quei fatti per i quali erano stati condannati fossero in libertà. A prescindere che Senese è stato poco in libertà, adesso lo vedremo, ma quello che preme rilevare a noi avvocati in questo dibattimento è l'approccio, che è lo stesso identico approccio di quella frase con cui inizia la sua requisitoria il pubblico ministero di questo processo, quella frase che fa pandan con quella frase contenuta nel processo Orchidea di cui vi ho letto all'inizio del mio intervento, in qualche modo rapportandomi all'inizio del pubblico ministero, però vi ho letto anche il modo con cui all'epoca la Corte di Appello affrontò il problema già risolto sotto il profilo del 416 bis in primo grado rispetto a quella frase assolutamente generica e non impattante sui profili di responsabilità e di imputazione che sono addebitati e ascritti agli imputati. Noi, Presidente, ve lo diciamo subito, noi
speriamo che questo Tribunale abbia lo stesso approccio laico verso quella, non quella frase, ma quel modo di introdurre l'accusa in questo processo, e che quindi dimostri con quella cultura della giurisdizione che è richiesta al giudice terzo tutto il suo distacco dalle illazioni, dalle supposizioni, e sia rigorosamente attaccato ai fatti processuali, alle risultanze processuali così come sono asetticamente emerse. Perché, vedete, il giudice terzo è l'argine tra quella che è la ricostruzione romanzata, storica, che una parte introduce, ma che anche la difesa, che è portatrice di una parte processuale, degli interessi di una parte processuale, introduce nel dibattimento, rispetto alla visione oggettiva e laica del diritto, delle regole. E in questo dovete stare attenti alle trappole mentali. Quando il PM di Mafia Capitale diceva non mi torna che è in libertà una persona di questo pedigree criminale, e oggi vi viene in maniera subdola rappresentato che Michele Senese se l'è sempre cavata, l'ha sempre fatta franca, per le perizie o non perizie, ma l'ha sempre fatta franca, voi vi dovete confrontare col fatto che negli ultimi 30 anni, per ben 25 anni, Michele Senese è stato detenuto. È stato detenuto 12 anni all'OPG. OPG, vorrei fare un attimo una riflessione. L'ospedale psichiatrico giudiziario, che fortunatamente sono stati adesso chiusi, dovrebbe far parte del nostro patrimonio conoscitivo, perché quando gli OPG erano aperti, e vedete, noi siamo stati anche con Valerio Spigarelli accomunati da un'entusiasmante esperienza professionale, umana professionale. Lui era presidente dell'Unione, io ero responsabile dell'Osservatorio Carcere e dell'Unione Camere Penali, e abbiamo pensato di andare a mettere mano negli istituti penitenziari e anche negli OPG. Noi siamo andati, io sono andato a visitare l'OPG di Montelupo Fiorentino l'11 giugno 2014, sono entrato là dentro, e di ogni visita di istituto penitenziario o di OPG che facevamo una sorta di relazione. Me la sono andata a riprendere in un libro che ha collazionato tutte queste esperienze molto forti, molto impattanti sotto il profilo umano, perché si equivoca che 12 anni di OPG siano una sorta di impunità per averla fatta franca rispetto al problema psichiatrico. Prima di uscire, in un infuocato pomeriggio, abbiamo modo di vedere diversi internati recarsi in fila per la terapia, una pasticca e via, la scena ricorda qualcuno volò sul nido del cuculo. Io, quando dico che ci sono delle trappole mentali, dire che 12 anni di OPG e 15 anni di detenzione, pari a 27 anni, che sono stati sofferti da Michele Senese, significa averla fatta franca, significa predisporre la giurisdizione in una situazione di accoglimento rispetto alle suggestioni che la Procura porta nel processo. A questi anni se ne aggiungerebbero altri 18 che andrebbero ad aggiungersi a quelli già da cui con sentenza passata in giudicato Michele Senese è afflitto, e quindi una sorta di eliminazione fisica. Perché a questo che oggi la Procura di Roma vuole arrivare, eliminazione fisica definitiva di certi personaggi dalla scena criminale romana. Io difendo Angelo e Vincenzo Senese classe 90, ma il tema dell'aggravante agevolazione mafiosa è un collante che ha retto tutta l'indagine. Abbiamo con Valerio Spigarelli, ci siamo divisi i compiti, nel senso che io sarò molto più veloce su questo profilo dell'agevolazione mafiosa per poi concentrarmi su altri profili, proprio per rendere anche non afflittiva la discussione delle difese, che durerà un po' di ore ma che cercherà appunto di trattare temi diversi. E nella agevolazione mafiosa
La contestazione, perché la contestazione, se ha ancora un senso nel nostro rito, è quella sulla quale noi, voi, ci dobbiamo confrontare. Con l'aggravante di aver commesso il reato al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafiosa denominata Camorra, con articolazioni territoriali operanti oltre che in Campania, a Roma e nelle regioni settentrionali. Questo è il capo di imputazione, un'imputazione di cui ha fatto già giustizia il Tribunale della Libertà nel primo vaglio giurisdizionale. Ve l'hanno ripetuta tutti, ma io non andrò, non è tanto importante il fatto che l'aggravante sia stata annullata, ma le modalità e i contenuti per la quale è stata annullata, perché hanno un riflesso su quello che è oggi il contraddittorio nel dibattimento. Perché nel momento in cui si esce da quel laboratorio della procura in cui si deve colpire e creare un vestito su misura, una pozione per disinnescare la pericolosità del pericoloso Michele Senese, in quel laboratorio della procura, negli alambicchi di quel laboratorio della procura, si mischiano ingredienti che tirano fuori questo vestito su misura, questa pozione, che è quella dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Questo risultato non viene condiviso dal GIP, che usa gli stessi ingredienti, collaboratori, attività captativa, OCP, e tira fuori un'altra pozione, che è quella sempre dell'agevolazione mafiosa, ma non in relazione alla Camorra, ma in relazione al clan autonomo. È il primo momento di confronto giurisdizionale, il primo momento in cui le difese tecniche degli imputati intervengono. Il Tribunale della Libertà dice: caro PM, la contestazione di oggi è troppo ampia e generica, devi essere più preciso, noi non possiamo fare un atto di fede neanche per il mafioso Senese, il quarto re di Roma, abbiamo necessità di una maggiore, ce lo chiede la Cassazione, di una maggiore precisione nella condotta contestata ai fini. Sì, mi dica. Chiedo scusa, stamattina era stato chiesto di scollegarci, se è possibile, grazie. Lo abbiamo già fatto per Giuliano? Sì, precisamente, solo che loro... Ora provvediamo. Prego, avvocato. Sì, e all'esito di questo primo confronto giurisdizionale l'imputazione rimane la stessa e è quella sulla quale noi oggi ci dobbiamo confrontare. Allora il problema è, partendo da lì, partendo da quella decisione in cui si diceva attenzione pubblico ministero, così non va, il dibattimento dovrebbe aver apportato elementi di novità rilevanti al fine di consentire oggi alla pubblica accusa di chiedere l'affermazione di penale responsabilità rispetto a una circostanza aggravante che non è riuscita in quegli alambicchi, mischiando gli ingredienti, a tirare fuori nella fase delle indagini preliminari, ma che nel contraddittorio delle parti, in un dibattimento, in un rito ordinario, è riuscita invece a precisare. E allora c'è il tema, che anche qui tratterò velocemente perché ci ritornerà poi Valerio, dei collaboratori di giustizia. Vedete, Presidente, i collaboratori di giustizia, che sono stati trasformati in testi puri, forse nella prima volta nella storia della loro carriera di collaboratori di giustizia, noi non contestiamo il fatto che come testi puri non hanno bisogno di riscontri, quindi il valore probatorio aumenta. Adesso lo vedremo, lo vedrete con Spicarelli che ve lo dirà bene, ma il discorso è: ci allarma il dato, cioè il dato dell'abbassamento delle garanzie ci allarma, perché non è tanto il contenuto, perché i collaboratori di giustizia, anche come testi puri, non hanno apportato nessuna novità rispetto alla genericità e alla datazione delle loro chiamate in correità o delle loro testimonianze. Loro sono sempre fermi a un dato che è il personaggio singolo e la cui storia criminale conoscono, datata nel tempo.
Se aggiornano qualcosa, ma è necessario perché sono pochi mesi in cui nel 2013 Senese è stato libero, forse 5 mesi in tutto, aggiornano qualcosa in termini di narcotraffico romano che non va a impattare rispetto all'aggravante così come contestata, ma che ha un altro risvolto, peraltro già diciamo, anche su questo fatto giustizia anche recentemente dal Tribunale della Libertà. Ma l'abbassamento delle garanzie, vedete signor Presidente e signori del Tribunale, che è un sintomo di quello che è l'abbassamento o l'invasione di quella cultura della giurisdizione che il pubblico ministero cerca di portare nel dibattimento. Cioè è l'elemento che preoccupa questa difesa in questo processo. Noi non siamo spaventati dal confronto con le dichiarazioni o col narrato dei collaboratori testi, non siamo spaventati da dover interpretare l'attività captativa, e lo vedremo nei singoli passaggi che riguardano Angelo Senese, se quell'attività captativa è stata, così come interpretata dalla Procura, fedelmente ricostruita. Noi non abbiamo quel timore, noi abbiamo il timore di dove posizionare l'asticella delle garanzie. Perché se l'asticella delle garanzie rimane quella del 2011 della Corte di Appello del processo Orchidea, noi siamo tranquilli in questo processo. Se l'asticella delle garanzie diventa quella che pericolosamente negli ultimi 10 anni e in maniera coincidente con l'arrivo della mafia a Roma, l'asticella delle garanzie si abbassa quando nel 2012 quell'articolo inizia una campagna di rappresentazione mediatica della mafia a Roma, da cui nascono una serie di vicende processuali. È quello il momento di crisi delle garanzie. È uno di quegli scivoloni, è la vostra ordinanza in cui ritenete di sentire i collaboratori di giustizia come testi puri. Non tanto per il contenuto, perché lo vedrete, ne citerà Spigarelli tanti di passaggi che riguardano il dichiarato e il narrato dei collaboratori, ma quanto perché quel provvedimento consente una maggiore espansione della forza probatoria di dichiarazioni che altrimenti sarebbero state, come sono state fino adesso, perché i collaboratori sono quelli di Orchidea, sono state fino adesso non considerate non sufficienti. Allora la domanda che vi dovete fare è: quel narrato è stato sufficiente per colmare le lacune di ampiezza e genericità della contestazione, così come censurata dal Tribunale della Libertà, individuando in modo specifico il gruppo criminale da agevolare? Perché qui uno dei problemi che rimane è che non si capisce nell'ambito del panorama di Camorra, mi sembra ve lo dicesse Leto, che da una ricerca ci sono centinaia e centinaia di gruppi di cui la Camorra diciamo, si compone. C'è un frazionamento, un frastagliamento della realtà criminale partenopea in diversi gruppi. Quindi non solo non individuiamo il gruppo, qualcuno comincia a parlare di Moccia, ma non individuiamo l'attualità di quel gruppo, perché non individuando il gruppo non individui l'attualità, non incidi sull'attualità e quindi non incidi sulla possibilità dell'utilità dell'attività criminale rispetto a quel gruppo. E questo è uno dei vulnus principali che inficia questo procedimento. Voi vedete, io l'avrei scritta per voi in 4 righe la soluzione di questa aggravante, ovviamente senza presunzione, ma questa è quella, se io dovessi fare il giudice, in questo momento direi l'aggravante così come contestata non è provata perché è generica, indeterminata e riferentesi comunque a contesti criminali passati non più attuali nel 2017-2018, tanto da rendere impossibile ogni condotta agevolativa. Ma io questa frase buttata lì ovviamente è una cosa che deduco da quello che oggi anche la giurisprudenza in materia di agevolazione mafiosa dice. Allora questo dovrebbe essere un capitolo chiuso
quella contestazione è generica e non è sufficiente a integrare l'aggravante e quindi oggi il processo finisce qui. Per il clan senese come clan autonomo ci rivedremo tra qualche anno e faremo il processo quando la Procura riuscirà a confezionare una maggiore qualificante aggravante di agevolazione mafiosa rispetto al clan autonomo. Però perché il PM è rimasto vincolato alla sua prima formulazione nonostante come dire, l'annullamento del Tribunale di Libertà, ma non tanto l'annullamento ma le motivazioni dell'annullamento del Tribunale di Libertà? Cosa ha fatto il PM perché ha comunque in maniera pervicace cercato il contraddittorio su quella aggravante che nasceva fragile perché appunto già tacciata con quella genericità e ampiezza che vi abbiamo detto? E siccome non è un giallo, la risposta a questo quesito è molto semplice: non aveva le carte per fare altro. Perché ci hanno provato alla Procura, in quegli alambicchi, a mischiare gli ingredienti, a vedere se venisse fuori qualche altra cosa. Se venisse fuori la possibilità di contestarla come clan autonomo, se venisse fuori la possibilità di contestarla come 416 bis pieno, tutto questo è stato provato, ma non era possibile farlo perché, conoscendo la storia dei processi, ecco perché dico che per il quarto re di Roma si parte svantaggiati, perché si parte da processi già fatti, la stessa polizia giudiziaria qualificata. Abbiamo visto il maresciallo Orecchio, abbiamo tutti fatto i complimenti al maresciallo Orecchio, che riflette ovviamente la mentalità e la cultura di un investigatore, però nella sua cultura, di cui attaccheremo molti passaggi, dobbiamo dare atto che è stata una persona che nel controesame ha preso atto delle, non ha difeso in maniera strenua e anche inverosimile il suo narrato in sede di esame, ma ha preso atto del controesame e quindi gli è stato riconosciuto di essere una persona onesta intellettualmente, che nella sua cultura ha portato l'indagine in questo processo, ma ha portato le indagini, l'ha lodato pure il pubblico ministero, ma la procura della polizia giudiziaria aveva concluso la sua informativa di reato dicendo che poteva ravvisare un 416 e il metodo mafioso per alcuni dei reati dove c'era un metodo, non un'agevolazione. Non parlava la polizia giudiziaria né di 416 bis né di agevolazione mafiosa. E perché allora il pubblico ministero ha dovuto fare quella scelta? Perché si è letto le sentenze Orchidea. Presidente, quando il pubblico ministero decide di non contestare l'agevolazione mafiosa come clan autonomo, parte da qui. L'associazione di stampo camorristico di cui al capo 1, nella prospettazione dell'accusa, avrebbe avuto così una struttura organizzativa distinta dal sodalizio promosso dai vertici della stessa associazione camorristica ed operante con una composizione parzialmente diversa specificatamente nel settore del traffico di stupefacenti. Sicché si tratterebbe di due associazioni distinte, sia per la finalità che per gli scopi associativi, che per parzialmente diversa nella composizione degli affiliati. Cioè, a pagina 283 della sentenza Imperiali, quando si arriva all'assoluzione del 416 bis, si individua l'ormai affrancamento di Michele Senese dalle sue origini campane e si individua dicendo sono due associazioni distinte. Quindi c'era un giudicato, c'era una prova già utilizzata, una prova usurata, non poteva confrontarsi il pubblico ministero, sapeva di quella giurisprudenza della Cassazione che costringe all'elemento di novità rispetto a un'affermazione passata in giudicato sul punto. E ancora, nella pagina sempre della stessa sentenza 298, quando si tirano le somme della valutazione dell'associazione contestata appunto come associazione autonoma,
I collaboratori hanno riferito, i collaboratori sono i nostri, Presidente, sono esattamente i nostri, ci può essere qualche romano in più che non porta però la storia della camorra in questo processo. I collaboratori che abbiamo sentito e altri che sono mutuati dalle sentenze di condanna, che anche su quello poi vedremo se effettivamente il limite poi di utilizzabilità. I collaboratori hanno riferito pertanto spesso, anche genericamente, senza saper riferire di singoli episodi criminosi. Significativamente però hanno tutti fatto riferimento esclusivamente alla persona di Michele Senese, senza che siano emersi accordi programmatici relativi al territorio romano o attività operative su questo che possano consentire di ritenere provata in modo incontrovertibile l'esistenza in tale territorio di aggregazione criminale qualificata da quella carica intimidatrice che caratterizza le associazioni di stampo mafioso o camorristico di cui all'articolo 416 bis. La sentenza del GUP di Orchidea vi dice una cosa importante: i collaboratori fanno riferimento alla persona, non all'organigramma, non alla struttura associativa, non alla possibilità del complesso dell'organizzazione criminale di incidere sul territorio romano, e non fanno altro che anticiparvi quella che è la giurisprudenza della Cassazione, sancita con la sentenza di Cassazione di Mafia Capitale, quando si diceva che la forza intimidatrice deve derivare dall'associazione e non dal prestigio criminale del singolo. Cioè la Imperiali 10 anni prima ha in qualche modo preso atto della personalizzazione delle accuse dei collaboratori di giustizia, e nella sentenza di Mafia Capitale ritroviamo il principio giurisprudenzialmente ormai pacificamente affermato dalla sezione sesta, ma di distinguere la forza criminale del singolo da quello che è l'organismo criminale che controlla il territorio e la cui forza intimidatrice deve essere dimostrata. E vedete, questa situazione è esattamente quella che aveva provato a fare il GIP, perché se voi prendete tutto questo filo conduttore che parte da Orchidea e arriva fino all'ordinanza del Tribunale della Libertà, pagina 8, questa è l'unica citazione che farò di questa ordinanza, che ormai conoscerete a memoria, però la conoscete a memoria forse perché ve l'hanno citata rispetto alla censura che il Tribunale della Libertà ha fatto al PM di ampiezza e genericità. Ma qui c'è un ulteriore passaggio. Quella era la fine di pagina 7, le ultime 3 righe di pagina 7, queste sono le prime 3 righe di pagina 8. Pagina 8 riesame? Pagina 8 riesame, sì, pagina 8 riesame. Mentre il GIP, perché ha appena finito di dire il Tribunale della Libertà, il PM, caro PM, è troppo ampio e generico, quello che va già detto non vi ripeto per non appesantire la discussione. Dice, mentre il GIP ricostruiva l'aggravante rispetto al clan senese, che riteneva essere un gruppo che operava autonomamente sul territorio capitolino, clan del quale non indicava, neppure in termini generici, alcun programma del quale non erano chiari gli eventuali aderenti. Che cosa fa il GIP? Che cosa fa il Tribunale della Libertà oggi? Il Tribunale della Libertà attualizza quella decisione irrevocabile di assoluzione del GUP di Orchidea e vi dice ancora oggi, nonostante il GIP abbia preso un'altra strada nel mescolare tutti gli ingredienti negli alambicchi, la pozione non può essere quella, perché quella pozione non è determinata, non è provata e non ci sono gli elementi in queste carte processuali non arricchite dal dibattimento per sostenere il clan autonomo. E allora davanti a questa macigno delle carte di sentenze passate, di provvedimenti giurisdizionali incidentali quali quelli del Tribunale di Libertà, il pubblico ministero che cosa doveva fare? Il pubblico ministero aveva una sola scelta: rimanere ancorato in quella, sperando che il dibattimento potesse arricchire quell'impostazione accusatoria che i decine e decine di collaboratori, parentesi, ha rinunciato a Galasso, cioè quello che era l'origine delle accuse nei confronti di
Michele Senese. Però lo fa in modo, come dire, quasi schizofrenico, perché io avevo fatto contare dai sempre preziosissimi collaboratori di studio, senza i quali i nostri studi non avrebbero possibilità di lavorare al ritmo in cui lavorano, tutti i punti in cui il pubblico ministero citasse clan e gruppo Senese nella sua requisitoria e nella sua memoria. Siamo arrivati a talmente tante volte che abbiamo smesso di contarli. Allora questo rimanere nel limbo di una contestazione aperta, che quindi non ti vincola ai Moccia, ma ti vincola a una situazione così poco plasmabile di contestazione generica, ampia e quindi non confinabile nelle regole precise terminologiche della contestazione, ha fatto sì che nella contestazione ha contestato una cosa e nei fatti la discussione è andata su tutt'altro. E là le sezioni unite 85-45-2020, anche qui ormai stracitate e utilizzate da molte delle discussioni, cristallizzano questa fragilità dell'impostazione accusatoria del pubblico ministero, perché al di là della condizione soggettiva del dolo specifico di favorire l'attività dell'associazione, che appunto ognuno poi valuterete nel caso, malaugurato caso, di sussistenza dell'associazione, il contributo dato, ma le sezioni unite vi dicono una cosa, cioè rispetto al principio di offensività, richiamando il principio di offensività, vi dicono che comunque va valutato attraverso elementi concreti l'esistenza del gruppo, quindi l'esistenza dell'associazione mafiosa, del gruppo criminale organizzato, e l'effettiva possibilità che l'azione illecita si inserisca nelle possibili utilità. Questo ulteriore passaggio che troverete a pagina 13 delle sentenze a sezioni unite vi dà un impatto importante sul problema dell'attualità, perché nel momento in cui tu devi individuare il gruppo, quel gruppo deve essere in vita e quel contributo che tu dai deve essere utile a quel gruppo, devi agevolare quel gruppo in termini di attualità, cioè 2017-2018. Se noi non sappiamo qual è il gruppo, non sappiamo se è ancora in vita quel gruppo e se quel gruppo ha ricevuto un'utilità dai vari investimenti nei ristoranti piuttosto che nelle autovetture, piuttosto che nell'abbigliamento. Questo è il problema è la coerenza logica, ancor prima che giuridica, di una contestazione rispetto a quello che le sezioni unite dicono chiaramente. I paletti sono quelli. Roma ha voluto diventare una prima linea mafiosa, però i processi di criminalità organizzata, per chi li esercita un po' fuori di Roma e nelle prime linee, vanno anche annusati, cioè non c'è una componente giuridica solo nei processi di mafia, c'è un termometro, un'aria che si respira, un'aria cupa di intimidazione dei testimoni, dei coimputati, ma anche gli avvocati hanno un ruolo scomodo a esercitare la professione in quelle zone così compromesse. In questo processo è esattamente all'opposto. Noi abbiamo, e qui passerò veramente velocemente perché almeno tornerò su alcune di queste cose solo per quello che riguarda Angelo Senese, abbiamo Barretta, Bonaurio, Leone, persone che non hanno il minimo dubbio ad accusare e a fare dichiarazioni contro Michele Senese o contro Angelo Senese o contro Vincenzo Senese. Cioè noi troviamo in questo processo, respiriamo un'aria che è completamente diversa da quella che si respira nei processi veri, dove purtroppo la criminalità organizzata è una piaga dalla quale difficilmente se ne esce fuori. Posizione Angelo Senese. Chi è? Che storia ha?
quali addebiti gli vengono mossi. Siamo pronti a confrontarci, Presidente, su questo e lo faremo in maniera dettagliata, ma il problema è che lo vogliamo fare senza la stigmate, senza che ogni volta che si parli di Angelo Senese, virgola, fratello di Michele, virgola, ministro degli esteri, ruolo apicale del clan. Noi siamo pronti, però lo dobbiamo fare rispetto a quali sono gli addebiti, qual è l'esatta storia e qual è la personalità di Angelo Senese. Perché quando il PM nell'incipit a pagina 167 della memoria dice: per quanto riguarda la figura dell'imputato Senese Angelo, fratello di Michele, la relativa ascesa criminale è da collegare alla fine degli anni 90, allorquando, pur già gravato da precedenti penali, è stato chiamato ad assumere un ruolo apicale nel gruppo capeggiato da Michele in occasione di due eventi concomitanti, la detenzione di Michele e la morte di Gennaro. Io non ho mai trovato tante inesattezze in 3 righe di una memoria del PM. L'ascesa criminale che si confina, nasce e muore nel momento in cui c'è la vicenda di Milano del 97-98, gravato da precedenti penali, oltre quello di Milano intende, e non esistono perché abbiamo visto, nonostante gli sforzi sia del maresciallo che della soggettivizzazione che ha fatto il pubblico ministero, quali sono documentalmente provati le precedenti esperienze giudiziarie di Angelo Senese, il ruolo apicale che non ha mai avuto neanche nel processo di Milano. Sono inesattezze che pesano, vedete, non è che cioè il Tribunale ha esperienza, è chiaro che non potrà mai scrivere in una sentenza quello lì, perché sa che il certificato penale, oltre a Milano, non c'è altro, che i precedenti sono nulli, che tutte le cose dette lì sono dette, diciamo, in maniera strumentale. Il problema è l'approccio culturale, perché un pubblico ministero che in una memoria scrive quello, e quello come tante altre, come quello che abbiamo detto di Michele Senese, che è stato sempre in libertà e l'ha fatto Franca, e come ne diremo tante altre, dimostra un approccio culturale di cui voi dovete essere immuni, perché altrimenti il discorso, pur utilizzando frasi meno diciamo schierate, potrebbe inficiare poi il vostro giudizio. La scheda soggettiva, esame e controesame, questa ve la risparmio, vi cito solo pagina 4 nell'esame del 15 febbraio 2001 di Orecchio e controesame 29 aprile 2021 delle difese, è un esempio di questo che vi stavo dicendo. Quando si parla di nuovo arresto è la sostituzione della misura del carcere con gli arresti domiciliari. Quando si parla di revoca della semilibertà è la revoca della misura di prevenzione. Queste cose vengono fuori grazie all'abnegazione, al sacrificio degli avvocati. L'avvocato Ledo in questo processo è stato eroico, si è praticamente fatto carico di tutte quelle che erano diciamo, le richieste e le di minor conoscenza che avevamo io e gli altri colleghi, e ha messo insieme tutta una serie di documentazione che ha documentalmente smentito, tanto che lei, Presidente, a un certo punto dice vabbè, alla fine insomma è solo Milano, come dire, abbiamo capito, alla fine ci abbiamo messo forse un quarto d'ora di esame e controesame per dire che Angelo Senese aveva solo un processo, 97, processo di Tribunale di Milano, Corte d'Appello, riforma a 16 anni per 74 secondo comma, 73 80 secondo comma. Questo è. Tutto questo era molto semplice, ma andava messo in un contesto, perché il contesto arricchisce la mafiosità di questo processo. E sul lavoro, quando il pubblico ministero vi dice che non ci sono scontrini, fatture, qualsiasi traccia anche lontanamente contabile del lavoro onesto di queste persone, è perché in questo calderone butta anche Angelo Senese, che invece anche qui documentalmente, ma devo dire anche onestamente, il maresciallo Orecchio, seppur ridimensionando gli introiti, noi abbiamo provato effettivamente che Angelo Senese avesse introiti maggiori, almeno rispetto all'ultimo anno 2018, ma anche 2019, che perché non distingue
la capacità reddituale autonoma di Angelo Senese, che è un altro elemento che connota in maniera distonica e differente la figura di Angelo Senese dalle altre che vengono additate dal pubblico ministero quali non portatori di documentazione attestante un reddito regolare. Perché a pagina 36 del 9/4/2021 al maresciallo Recchio il sottoscritto gli fa dire che nell'attività captativa, che non è stata oggetto di brogliacci e tantomeno quindi di trascrizioni, è emerso pacificamente che Angelo Senese nell'anno e 7 mesi che è stato intercettato spesso parlava e ricorreva nei termini di medici legali, avvocati, risarcimenti delle assicurazioni, cioè che Angelo Senese fosse un soggetto che lavorava come broker assicurativo nei macro sinistri è un elemento indubbio nel processo. Che avesse un buon reddito da queste attività è un elemento che non può essere oggi messo in discussione. E non è argomento da poco nel momento in cui ti contestano un autoriciclaggio, perché il problema della capacità reddituale di un soggetto in un autoriciclaggio è una circostanza strettamente connessa. Lo vedremo dopo quando parleremo dei reati fine. Però qui è opportuno fare un inciso che è un inciso, come dire, patrimonio conoscitivo di tutti. Quando nel mondo del risarcimento e dell'infortunistica parliamo dell'omnia, quello che una volta si diceva omnia, io non frequento il campo, però mi ricordo da reminiscenze che l'omnia è quel risarcimento in cui rientrano le spese mediche e più generali tutte le spese sostenute dallo studio infortunistica, che vengono rifusi anche per contanti, unitamente a maggiorazione concordate o spontanee per il buon esito della pratica. Quante volte nell'importante risarcimento dal macro sinistro, dal macro infortunio, viene fatto il versamento alla persona offesa, che al danneggiato, che poi riconosce allo studio di infortunistica che se ne è occupato una percentuale per il buon esito della pratica infortunistica. E questo, che è spesso transitato anche in contanti, come fa a non essere patrimonio valutativo in un processo come questo? Noi nel 2019 abbiamo dimostrato un reddito di 60.000 e passa euro. C'è stata solo una criticità che è stata dovuta a quando è stato licenziato da Gerbi e poi ha aperto partita IVA, perché lui era un dipendente dello studio di Gerbi che trattava infortunistica, poi nel momento in cui viene licenziato, inizio 2018, si apre una partita IVA. Nel 2019, che non è tema di questo processo il 2019, ma è sintomatico del fatto che nel 2019 Angelo Senese avesse un reddito di 60 e passa mila euro. Perché quello dimostra una capacità di penetrare il mercato in quel settore che è formalmente già sufficiente a creare un patrimonio per fare dei piccoli investimenti. Sostanzialmente, alla luce del tipo di lavoro che faceva e delle considerazioni che vi ho detto, ancor più evidente. E resta però il neo di Milano, sul quale è stata costruita il ruolo apicale di Angelo Senese. Vedete, dei processi conta che sia stato condannato, perché è un precedente, ovviamente un precedente per un reato molto grave, un 74 secondo comma, un 73-80 secondo comma, confinata oltre 20 anni fa, 23 anni fa, ma conta anche le modalità. Le modalità ve le racconta Centore nell'udienza del 29 marzo 2021. Non ve lo leggo, ma ve lo riassumo. Centore delinea la conoscenza di questo fratello piccolo, di cui non ricorda neanche il nome, perché Centore non ricorda il nome di Angelo Senese, glielo deve ricordare il pubblico ministero. Alla morte di Gennaro c'era un problema, che Gennaro mi doveva circa 1 miliardo di lire. Era un debito importante, qualcuno ne doveva far fronte. Michele Senese era detenuto,
da questo debito così rilevante la famiglia avrebbe avuto un problema, Angelo Senese, che all'epoca aveva 36 anni, era estraneo al crimine, era un ragioniere, cioè era la parte cosiddetta, come dicono loro, regolare della famiglia, insieme all'altro fratello che fa il medico e è assolutamente ovviamente incensurato, è il professionista serio, insieme all'altro fratello che c'ha il bar e che non è stato mai attinto da alcuna vicenda giudiziaria, la parte regolare della famiglia. La parte regolare della famiglia deve sacrificarsi perché questa situazione diventa un problema da gestire. E come lo fa? Non difendiamo, non è un esimente, non difendiamo, attenzione, non difendiamo una scelta criminale sbagliata, censurata e pagata. Difendiamo la persona, la valutazione soggettiva della persona che nell'unico reato si trova in un reato in cui peraltro fa un accordo e dice: guardate che siccome vi dobbiamo ridare questi soldi, noi questi soldi non ce l'abbiamo, non abbiamo possibilità di darveli, facciamo delle vendite di sostanza stupefacente a un prezzo maggiorato, così che da ogni chilo voi ne avete un surplus che vi dà un ristoro economico e quindi erodiamo il debito in questo modo. Si fa un accordo economico, si fa un accordo che prevede una restituzione di soldi nella cessione di stupefacenti, quindi in un fatto illecito, e l'avvocato vi ha fatto il conto. Vi ha fatto il conto che non vi voglio ripetere, erano 200 kg, x milioni ogni chilo, eccetera. Alla fine, in tasca ad Angelo Senese, nel 97-98, non confluiscono più degli allora 150 milioni pari a 75.000 euro. Da quel momento Angelo Senese inizia una detenzione importante, lunga, un percorso riabilitativo che finisce, oltre che con tutte le misure alternative alla detenzione, proprio con l'istituto della riabilitazione, che non è scontato, soprattutto è un'istruttoria che prevede un accertamento in ordine all'attuale pericolosità del soggetto, che impatta esattamente gli anni in cui l'indagine iniziava. Ma al PM non basta questo. Al PM non basta questo, Presidente. Il PM e signori giudici, quando il PM vi cerca di far introdurre un tema che lui sa che non è così, perché poi il contraesame lo ribilancia questo tema, che è quello delle armi di Angelo Senese. Allora, Angelo Senese è un mito, è un mite, il PM lo sa, che è una persona mite, che è una persona che non ha mai avuto una storia se non per quello di criminalità, che è una persona che ha dimostrato nel corso degli successivi anni di fare un percorso riabilitativo, ha dimostrato attualmente di avere un reddito regolare, ma il PM gioca sulla dichiarazione di Centore e sul suo mancato ricordo, perché quando dice ma erano armate queste persone, non glielo so dire, dice Centore, pagina 23 delle dichiarazioni di Centore, e se Angelo Senese aveva armi, che io sappia no, si incontrava con me, non ne aveva. Non abbiamo mai trattato armi o parlato di armi, dice Centore. Allora, professore, io le contesto, di solito queste persone non erano armate, Angelo Senese aveva moltissime armi, questo lo so con precisione perché più di un'occasione Angelo Piccolo ha chiesto a Senese di comprare armi che servivano sul Marcianise e so che in alcune occasioni. Quindi a questo punto il Centore dopo 20 anni dice se l'ho dichiarato all'epoca mi sembra strano ma è così, sono passati oltre 20 anni, non ricordo i cosi ma è così. E allora a pagina 33 io riprendo il discorso delle armi e dico scusi, il pubblico ministero ha fatto una lettura parziale, allora Angelo Senese aveva moltissime armi, questo lo so con precisione perché più di un'occasione Angelo Piccolo ha chiesto a Senese di comprare le armi che servivano sul Marcianese e so che in alcune occasioni Angelo, e qui integro Presidente vi dico, che Senese Gennaro gliel'ha procurate, lui ne aveva tante, però di solito queste persone, almeno che io sappia, non erano armate e non camminavano armate. Il maresciallo presenta all'atto istruttorio, ma lei le armi queste Senese, il Senese Gennaro ha procurato a Piccolo, le ha viste?
Allora le chiedo, Angelo Piccolo, le armi di cui Angelo Piccolo le parlava in relazione a Senese Gennaro o a Senese Angelo? Credo parlasse di Senese Gennaro, a memoria si trattasse di Senese Gennaro, il Senese Gennaro aveva comprato le armi. Centore dice sì. Allora, perché è una circostanza di poco conto, un fatto di 20 anni fa, non ha rilevanza, è sempre il solito filo conduttore, Presidente e signori del Tribunale, attenzione, attenzione, la procura è una parte processuale, si gioca le carte, le esaspera, le tira, le stressa in ottica accusatoria, perché questo quarto re di Roma deve essere eliminato, è l'eliminazione fisica, è quel progetto nel cassetto della procura, da cui dovete vaccinarvi con le regole processuali. E allora, da quel momento in poi, 97-98, qual è stata l'ascesa criminale di Angelo Senese? Il nulla totale. Eppure non è che noi possiamo dire non c'è più niente e quindi è perché si potrebbe dire in quella malevola idea che di cui la procura è portatore, dice beh, è stato talmente bravo, è la persona non regolare, la persona furba della famiglia e si è tenuto sempre fuori. Però ci sono state vicende giudiziarie importanti in questi decenni. C'è stata una per tutti la vicenda dell'omicidio Carlino. Lì non è un problema di affari, la Corte d'Assise lo dice, lì è un problema di vendetta familiare, cioè l'omicidio Carlino viene inquadrato dalla stessa procura, seppur anche lì con l'articolo 7 che viene meno e cade nella definitiva sentenza passata in giudicato, anche con vaglio della Cassazione, attendiamoci, non è un articolo 7 che viene meno così. Nel momento in cui quell'omicidio viene qualificato come una resa dei conti della famiglia rispetto alla uccisione di un fratello, Senese Angelo non ha neanche l'iniziale avviso di garanzia per un guanto di paraffina, non lo so, non ha nulla rispetto a una situazione che pur nel minuto dopo l'uccisione del Carlino viene indirizzata con forza verso la famiglia Senese e verso Michele Senese. Non c'è nulla di Orchidea. Orchidea è un'indagine che ha visto imputati Michele Senese, la moglie di Michele Senese, il figlio di Michele Senese, ma Angelo rimane ancora una volta fuori. Non è stato attinto neanche da un avviso di garanzia. E qual è il riscontro positivo a questa assenza delle indagini? Il fatto che i collaboratori non ne parlino. Il fatto che non ha collegamenti con il narcotraffico romano, il fatto che negli ultimi 15 anni è stato libero e quindi non si può neanche dire, è chiaro, non ha avuto collegamenti perché è stato in carcere. Non ha contatti con ambienti napoletani, non risulta un accesso di Angelo Senese alla Fragola, non è stata richiesta misura di prevenzione personale neanche patrimoniale, eppure ha avuto un'utenza intestata, non utenza in uso, utenza intestata a lui sotto intercettazione dal 18 agosto 2017 al 27 febbraio 2019, 1 anno e 7 mesi. I risultati di questa attività captativa sono capi 32, 36 e 39, 42, più le 2 mediazioni criminali. Li affrontiamo, non è che ci nascondiamo rispetto alle accuse della procura. È da chiedersi pure, Presidente, in un processo in cui si ipotizza un'agevolazione mafiosa, quindi come dire un'attività che seppur le sezioni unite riconducono a un profilo soggettivo, nel momento in cui sei Senese Angelo e si sta ipotizzando che le attività le fai per agevolare la camorra e che quindi il patrimonio accumulato lo fai, quelle attività lo fai per agevolare la camorra, anche qui bisognerà capire tra il patrimonio accumulato di Milano e l'agevolazione della camorra quale sia poi la connessione, ma diciamo che tu sei in un calderone in cui Michele Senese, Enzo Senese, Angelo Senese fanno delle attività per agevolare la camorra. Voi dovete verificare quanti contatti Angelo Senese ha avuto col nipote Enzo.
un contatto. 1 anno e 7 mesi il telefono sotto intercettazioni di Angelo Senese, 2 anni circa il telefono intercettato a Enzo Senese, 13 marzo 2017 e 22 marzo 2019. Ma perché hanno avuto un solo contatto? Si spiega con le ambientali in carcere. I due non si possono vedere, non hanno mai fatto un colloquio tutte e due insieme con Michele Senese. Gli apprezzamenti di Angelo sul nipote e del nipote su di lui, diciamo, non sono proprio di stima reciproca, per usare un eufemismo. Ci sono passi delle intercettazioni ambientali, non ve le cito per non appesantire la discussione, in cui emerge chiaramente che i due hanno un contrasto, un conflitto, un'idea diversa di quello di come ci si deve rapportare alla vita e alle situazioni. E c'è soprattutto, non è una circostanza banale, l'anticipo qua perché dopo magari non viene bene come qua, un fatto processualmente accertato. Nei capi di imputazione che riguardano la ristorazione, Angelo Senese viene accusato di investire, quindi di fare un'interposizione fittizia, in un caso anche un autoriciclaggio, rispetto a dei ristoranti che sono gestiti da Carroccia Mauro, ristoranti che per lo più si occupano di carne, e ristoranti che mutuano la loro conoscenza dal marchio Baffo. Enzo Senese viene accusato negli stessi capi di imputazione, uno di più, uno di meno, adesso i numeri mi pare che siano 32 adesso per il capo di imputazione, ma tanto è patrimonio conoscitivo del Tribunale, viene accusato di mettere soldi nell'operazione di Baffalona Burger Carroccia Daniele. I due fratelli, Carroccia Mauro e Carroccia Daniele, erano due soggetti che avevano litigato in maniera violenta, tanto da dividersi in maniera imprenditoriale e di diventare anche concorrenti. Ve la ricorderete quella intercettazione in cui qualcuno scrive sul sito di Baffo che la carne non è buona e qualcuno pensa che sia il concorrente fratello Daniele che ha aperto un'attività di ristorazione nello stesso quartiere, sempre a indirizzo carne. Allora, mi spiegate il dato? Come fate? Solo a livello di formale imputazione. Noi riteniamo che non ci sia nessuna interposizione fittizia, nessun autoriciclaggio e ve lo dimostreremo. Ma mi spiegate il dato formale della contestazione di due soggetti che sono uniti da intenti agevolatori rispetto a un organismo criminale quale la Camorra, che prendono una parte del capitale e l'altra parte del capitale e la investono su due attività concorrenziali, senza peraltro parlarsi tra di loro. Questo processo è un processo schizofrenico fin dalla imputazione, non solo dalle argomentazioni che il pubblico ministero ne fa a sostegno di quelle imputazioni. E che questo sia ancora una volta provato, questa è l'unica intercettazione ambientale di cui vi citerò le 3 righe, le altre ve le racconto perché ormai sono state ripetute tante volte, lo trovate nell'ambientale del colloquio al carcere del 30 settembre 17, a pagina 75 e 76, dove ancora una volta si capisce quanto distanti fossero Angelo Senese e Enzo Senese rispetto a questo processo e a queste vicende processuali. Gaglione Raffaella: Enzo sta andando a lavorare là, penso, con questo qua pure di Cassino. Senese Angelo: a Napoli, sta andando ogni settimana, ma a Napoli? No, a Verona. Cioè noi stiamo in un momento in cui è chiaro che Senese Vincenzo sta facendo un'attività imprenditoriale con l'operazione di Verona che fa parte di uno dei capi di imputazione, ma il dato dirompente è che Angelo Senese non sa neanche il luogo dove sta andando a fare l'operazione, non l'oggetto, che si tratti di abbigliamento o si tratti di ristorazione o si tratti di altre cose, non sa neanche il luogo, cioè lui dice a Napoli, no, a Verona. Cioè lo devono informare nel corso di quel colloquio, e siamo a dicembre 2017 quando è in corso l'operazione Verona, che lui, il nipote, sta andando a Verona a fare un'attività imprenditoriale.
Io penso che questi sono dati oggettivi, non sono ricostruzioni suggestive, non è una ricostruzione soggettiva della difesa rispetto alle risultanze dibattimentali, questa è una ricostruzione oggettiva che emerge con forza, con la quale voi vi dovete confrontare nel momento in cui non più valutate le singole attività imprenditoriali e quindi i singoli reati fine, ma li valutate con quel collante che è il 416 bis. Un altro elemento certo che emerge per riflesso negativo da tutte le attività di captazione ambientale in carcere, considerate che Angelo Senese è stato a trovare il fratello il 30 settembre 2017 e il 28 aprile 2018. Il 28 aprile 2018, cioè 2 volte in 1 anno e 3 mesi. Però questo ancora una volta, Presidente e signori del Tribunale, va messo in relazione col profilo del ruolo. Se tu sei il reggente, il Ministro degli Esteri, devi avere necessariamente un modo anche criptico di confrontarti col capo che è lì e che deve essere relazionato di quello che tu stai facendo e di come lo stai facendo. Io lo so che ci sono delle accortezze per cui in carcere non si parla liberamente e del resto poi si parla in maniera tranquilla e serena di cose che vengono travisate dalla Procura e dalla Polizia Giudiziaria. Ma nel momento in cui il 24 aprile 2018 c'è uno degli incontri clou di mediazione criminale a Roma, il 28 aprile 2018 Angelo Senese va a colloquio col fratello e non c'è una virgola di riferimento a quell'incontro accaduto 4 giorni prima, che era un incontro finalizzato, secondo l'ipotesi accusatoria, a risolvere un problema a Ostia. Allora delle due l'una, o Michele Senese è un soggetto al di fuori di queste vicende, o Angelo Senese non è un reggente di niente. E poi c'è la macchietta Barretta, perché su Barretta, e io credo che il Tribunale abbia ben capito la credibilità di Barretta e ha chiara la situazione, perché mi sono riletto in questi giorni l'esame e il controesame di Barretta e ho letto anche come il Tribunale interveniva in maniera perentoria a richiamare l'imputato a un contrasto tra quanto dichiarato nella fase delle indagini, nel suo interrogatorio, e quanto invece in maniera molto più completa dichiarato alla luce di tutto il dibattimento e di tutta la vicenda processuale a cui aveva assistito e delle carte che aveva, a integrare le sue conoscenze. Io su questo vi dico poco, vi dico solo udienza 14 giugno 2021, pagina 229-235, per quello che riguarda Angelo Senese. Cioè non l'ho mai conosciuto, poi invece l'ha conosciuto, ma in realtà non è che l'ho conosciuto, l'ho visto fuori un bar, me l'hanno indicato. Che bar era? Il bar che gestiva per conto della famiglia. Quel bar è patrimonio anche qui pacifico del Tribunale, il bar veniva gestito da Gianni Senese, il fratello, il bar a via Calpurnio Fiamma. Quindi non sa neanche che quel bar viene gestito da Gianni e lo addebita ad Angelo. In dibattimento improvvisamente tira fuori che Angelo Senese si occupava delle attività di ristorazione e caseifici per conto della famiglia. Io non credo di dover aggiungere molto altro rispetto a questo soggetto, che è un po' abbandonato anche dal PM, Presidente e signori del Tribunale. Poi, andando a scartabellare nella memoria del PM, se voi andate a pagina 1196, 1197 e 1198, o ho fatto male le copie io o sono bianche, dove si dice Barretta e viene lasciato in bianco le 3 pagine. Credo che anche il PM l'abbia abbandonato nella sua impossibilità a ritenerlo attendibile. Ma ancora una volta, il dato che la difesa evidenzia di un personaggio come questo, dal quale non si deve difendere, perché non è che mi aspetto che in una sentenza venga condannato Angelo Senese perché era quello che gestiva i ristoranti e i caseifici della famiglia, perché lo dice Barretta. Io di questo non ho timore, ho chiara la situazione. Di quello di cui è necessario evidenziare al Tribunale in questo momento è che un soggetto come Barretta
entra in questo processo dopo aver truffato 150.000 euro al figlio del boss, accusato strumentalmente tutti i componenti della famiglia Senese, e lo fa in un processo di associazione mafiosa o di agevolazione dell'associazione mafiosa, senza temere nulla. Allora il problema è un problema di autorità e di metus che deve essere valutato rispetto a quello che fino adesso è stato già valutato. Siamo alle mediazioni. Mediazioni e ristoranti, e ho finito, spero un'oretta e qualcosa. Perché sulle mediazioni, signori del Tribunale, io vorrei che facessimo una valutazione un po' più approfondita. Perché i due episodi di mediazione hanno sono stati nella economia dell'accusa del pubblico ministero l'elemento fondamentale per attualizzare una pericolosità, una reggenza di Angelo Senese all'attuale rispetto alla condanna di Milano. La premessa è sempre la stessa. Noi usiamo dei criteri di valutazione attraverso frasi generiche e illazioni che mettono insieme e fungono da collante tra l'intercettazione di 4 mesi prima e l'incontro di 4 mesi dopo, sposando quella che è una ricostruzione investigativa, ma che ovviamente non può rimanere in maniera asciutta ai fatti storici e processuali, perché altrimenti perderebbe quell'incisività che vi vuole dare il pubblico ministero. Oppure valutiamo fatti e circostanze specifiche con date, luoghi e vediamo se la tenuta logica dell'indagine può reggere o no. Perché queste non sono notizie di reato, ma non possono essere notizie di reato, non avrebbero neanche la dignità di essere iscritte al registro delle notizie di reato, ma sono le relazioni tra Senese e gli appartenenti ad ambienti criminali organizzati della capitale. Presidente, io ve lo dico subito, c'ho una richiesta di 507 fatta in discussione, che è molto facile. Certificato penale di De Santis e Roberto e certificato penale di Mero Stefano, perché non è possibile che una procura affermi il contatto tra ambienti criminali organizzati romani e non dica e non dimostri qual è la rilevanza, lo spessore criminale dei soggetti che vengono a contatto con Senese e Angelo 2 volte in 1 anno e 7 mesi. Il dato delle 2 volte in 1 anno e 7 mesi annacqua, ma non è quello. Ancora prima il Tribunale dovrà verificare se Mero Stefano è incensurato e se De Santis e Roberto ha un unico precedente per lesioni personali aggravate. Non hanno un reato di criminalità organizzata e non sono soggetti che con superficialità possono essere definiti degli interlocutori di criminalità organizzata romana nel territorio ostiense o dovunque esso sia. È una deadline che dimostra qual è il criterio rigido di valutazione delle prove e qual è invece quello delle frasi generiche buttate lì e create ad condimento di una ipotesi investigativa. Questo rimane a verbale, lo ripeterò pure nelle conclusioni, come richiesta di 507. E veniamo a questi incontri. Il primo incontro è il 7 dicembre 2017. Questo incontro è preannunciato da una intercettazione che è il progressivo 2857 del RIT 4711, che è il cellulare di Senese e Angelo intestato a lui, e la conversazione tra Angelo Senese e Girolamo Finizio, che è il cognato. Sto venita, vado alla riunione di condominio, alle 8 meno un quarto devo stare a casa, dice Angelo. A che ora ci stai giù? Perché sto venita a Ostia, capito? Non ho capito, dice Angelo. Sto a scendere da Ostia, se vediamo al bar.
Finizio Girolamo abita a Ostia, Presidente, lui abita a Ostia. Al bar ci potrai passare, che te posso dire, 7:30 però devo scappare, se no vieni dopo a casa. Scendevo con Roberta là, Roberta che diventa nell'ipotesi accusatoria Roberto De Santis, il capo criminale di Roma. Se vedemo là Danino, da il bar che scendemo con quegli amici di Ostia, mi faccio accompagnare, digli che non ci sto perché ho una riunione di condominio, non posso evitarla perché mia moglie alle 8 meno un quarto, sta in alle 8 e un quarto, torna dalla palestra. E quanto dura? Che ne so, dura come riunione di condominio, vabbè, famo domani, domani alle 7:30. Allora, cioè, non è che noi avvocati abbiamo un cervello modificato per cui facciamo delle valutazioni che non fanno parte del patrimonio della procura, ovviamente no, siamo, cresciamo, soprattutto dopo 30 anni di professione abbiamo sviluppato dei meccanismi mentali diversi, ma il tribunale è terzo. Come si fa a capire che questa cosa non è rilevante per Angelo Senese? Che non è un incontro di un incipit, un input di mediazione criminale incontrare Roberta o l'amico di Ostia rispetto alla riunione di condominio e alla moglie che va in palestra. Perché nel brogliaccio questo non lo troviamo? Non lo troviamo perché il collante diventa meno efficace. E allora questo è l'incipit. E che cosa succede il 7 dicembre? Il 7 dicembre c'è l'OCP, avete l'allegato 730 che in parte viene riportato. Non viene notato nulla di interesse investigativo fino alle 18, allorquando arriva Senese a bordo della autovettura, sopraggiungeva presso il bar denominato L'Espresso, dove faceva ingresso per rimanerci 10 minuti. Risalita a bordo si dirigeva verso Quintino Varo, parcheggiava l'autovettura, si portava a piedi al bar Cinecittà. A me vi faccio una premessa che ogni volta che leggo gli OCP cerco di immaginare quello che può fare un cittadino comune, uno di noi, quando va a un bar, lascia la macchina in seconda fila, poi esce, cerca posto. Tutto questo diventa, in un'ottica di narrato della polizia che fa l'OCP, una cosa molto equivoca, ma in realtà asciughiamo questi OCP. Di fatto alle 19:30 arriva a Girolamo Finizio in compagnia di un uomo dell'età apparente di 45 anni. Mero Stefano ha 60 anni, attenzione, io credo che qui ci sia proprio un errore di persona in questa vicenda, cioè io penso, tanto più che Mero Stefano è incensurato, quindi farebbe pure comodo dire che era Mero Stefano, ma il problema di Mero Stefano è un problema che secondo me nasce da un errore che vedremo sviluppato più avanti. 45 anni, il soggetto che viene riconosciuto ne ha 60 all'epoca. Entrano in un bar per rimanerci 10 minuti, escono, discutono altri 20 minuti alla fermata al capolinea dell'ATAC animatamente, il militare che era lì dice io ho visto bene i tratti somatici dei due occupanti, fanno una verifica sull'autovettura, l'autovettura è intestata a Mero Angelo, nato nel 74, fratello di Mero Stefano. Allora il Mero Angelo, che aveva 45 anni e che è il fratello e verosimilmente hanno delle somiglianze, diventa forse il soggetto da riconoscere, però non fa comodo, tant'è che vanno negli uffici del commissariato e riconoscono attraverso il nucleo familiare di Mero la patente di guida della persona Mero Stefano nata il 6/2/59, cioè riconoscono, hanno necessità di una patente di guida, non hanno una fotosegnaletica negli archivi di Mero Stefano che riscontra l'assenza di pregiudizi penali. Questo è il 7 dicembre, non succede nulla. Succede che si vede il cognato con Senese Angelo, con un soggetto che secondo me hanno identificato anche in maniera sbagliata, ma sia Mero Stefano o Mero Angelo a noi poco cambia, ma non succede niente. Però si può dire, sì, non succede niente, però nei giorni dopo c'è un seguito. Secondo incontro, 24 aprile 2018, 4 mesi e 17 giorni dopo. Cioè, 4 mesi e 17 giorni dopo è la conferma
che Angelo Senese, incontrandosi in questo OCP sia con Mero che con De Santis, dà un seguito a quello successo il 7 dicembre 2017. Anche qui abbiamo la telefonata di appuntamento. Che dici? Mo si è ricordata presto, si è ricordata ieri che ha detto di chiamarti, vabbè, uguale, cioè perché Girolamo giustifica a Angelo che non l'aveva chiamato il giorno prima quando la moglie gli aveva detto di richiamarlo perché, e l'ha chiamato solo il giorno dopo. Dice vabbè, uguale, ma hanno chiamato quegli amici dell'appuntamento, e qui il maresciallo Recchio, gli amici dell'appuntamento sono quelli del 7 dicembre 2017. Potete voi abbassare la vostra soglia probatoria fino a questo punto? Cioè voi potete mettere in relazione, perché vedremo che il terzo incontro, Presidente, è il 13 settembre 2018. Quindi noi abbiamo 7 dicembre, 24 aprile, 13 settembre. E questi 3 incontri a distanza di 4 mesi, senza che nulla succeda sul cellulare di Angelo Senese, come aveva preso appuntamento qui, poteva prendere appuntamento pure in altre 10 occasioni, senza che nessun commento rispetto a questi incontri avvenga sul cellulare di Senese, dico Senese Angelo ovviamente che è il mio assistito, senza che tutto questo avvenga, però dalla frase mi hanno chiamato quegli amici dell'appuntamento, significa che l'appuntamento è quello di dicembre. Chi ha fatto sto danno, dice Angelo, non ti permette manco da venire il cavaliere è Giuliano, oggi mi deve spiegare. Ma vaffanculo, ogni volta che mi mandi qualcuno, scusa, ma Senese fai de cognome, e allora come non te permette, capito? Allora, qui è successo un problema, perché Giuliano Giovanni è andato, diciamo, Giuliano Giovanni è un personaggio che lo pesate dalle intercettazioni, dal modo in cui parla al telefono, dalle sparate che fa nelle intercettazioni telefoniche e ambientali. Però è andato, si vede da qualche parte, portando questo nome Senese. E scusate, ma Angelo Senese faceva bene o non faceva bene a dire che dovevano stare al posto loro e che non dovevano portare il nome Senese in giro perché sennò il risultato erano questi processi? Il risultato non era il fatto che non si poteva permettere di dire Senese se non era Senese perché Senese era il criminale. Non si poteva permettere di dire Senese perché questo dire Senese significa portarsi in questi processi, creare queste vicende giudiziarie. E allora era o non era risentito il ragioniere che lavorava come broker assicurativo, che non voleva problemi, che da 20 anni lavorava regolarmente, che la gente andasse in giro a dire io sono Senese? Girolamo dice, non è che ci hanno torto, poi ti spiego, sono amici nostri? Punto interrogativo. Ma come? Girolamo Finizio è quello del dicembre, quindi non sa che Mero e De Santis sono amici loro, evidentemente non parla di loro, perché se chiede a Senese Angelo, ma sono amici nostri, quindi significa che una cosa diversa da quella che a dicembre era emersa, che erano amici loro. Senese, non venite proprio. Questa è la intercettazione che presenta l'incontro, perché l'incontro questa volta non è tra Angelo Senese e De Santis o Mero, l'incontro è tra Angelo Senese, il padre Vincenzo Senese e Giuliano Giovanni. E che cosa fanno questi? No, scusate, ho sbagliato, questo è quello del settembre, questo qui invece dell'aprile è l'incontro di Angelo Senese con 2 soggetti appena giunti a bordo di una Mercedes condotta da Mero Stefano. Qui anche la Mercedes viene individuata a essere di proprietà di Mero Angelo, ecco perché vi dico, guardate, attenti, perché le 2 volte che viene riconosciuto Mero Stefano come soggetto di 45 anni, tutte e 2 le volte la macchina è intestata a Mero Angelo, quindi c'è anche un dubbio su chi si incontra, ma comunque diciamo Mero Stefano. Quindi il Mero Stefano si accomoda seduto al bar e Angelo Senese e l'uomo arrivato si intrattengono su marciapiede e poi raggiungono Mero Stefano. E allora qui abbiamo il problema della successiva intercettazione, quindi la fotografia è
Senese, Mero Stefano e De Santis Roberto. In quel momento si fa una telefonata, e si parlano, e questo è l'unico contatto, Angelo Senese e Enzo Senese. Mentre c'è la telefonata si sente lui e i bambini, mo ci vado poi io con Michele, con i bambini la prossima settimana. Questo è l'elemento che vi dicevamo prima, 24 aprile riferisce o dice a qualcuno che va a trovare Michele, il 28 aprile nessun messaggio viene portato. E dice, te sto chiamando sul tuo, dice Angelo a Vincenzo, non ci stai, ma dove stai Enzo? Sto a casa, vieni un attimo qui da Meo Pinelli. Ma sto col pigiama, sto coi bambini, ma che la persona che hai incontrato ieri sono fratelli nostri, quello che ti dà le capate in faccia. Allora, siamo a aprile 2018, al 9 novembre 2017 succede il noto fatto dello Spada Roberto che dà la testata al giornalista Pier Vincenzi. Non è che da quel momento tutta l'attività captativa che si è svolta su Roma e dintorni, ogni volta che si parla di testata si può fare riferimento agli Spada, perché questo modo di argomentare è suggestivo, ma soprattutto non è provato. Perché nel momento in cui tu mi dici che Enzo si riferisce e Angelo si riferiscono agli Spada, tu investigatore mi devi portare nel contraddittorio delle parti degli elementi, non dico cose eclatanti, ma degli elementi anche leggeri, non approfonditi, che ci sia un contatto tra gli Spada e i Senesi. Questo non avviene in questo processo, ma avviene quello che ti dà le capate in faccia. Noi avremmo spiegato che c'è un soggetto che quando saluta tende a darti la testata perché va in maniera violenta ad abbracciarti, ma è inutile dare ipotesi alternative che avrebbero la stessa dignità di quella dell'interpretazione, ma che non hanno nessun riscontro, e quindi non vogliamo fare come la procura e tenerci su questo. Quindi arriva Senese, Vincenzo, stanno lì, parlano e se ne va. Questo è il secondo incontro. Allora, in questo momento voi avete due incontri a distanza di 4 mesi uno dall'altro, in cui due soggetti che non abbiamo ancora capito se sono pregiudicati, se sono criminali o no, si incontrano una volta uno e una volta in due con Angelo Senesi. Poi c'è il terzo incontro, che è quello che ha un seguito, quello del 13 dicembre 2018. Questo è quello del danno che vi ho letto prima e non vi rileggo perché ho sbagliato a prendere l'intercettazione, quello in cui ha fatto un danno, quello in cui sono amici nostri, passaci un attimo, eccetera. A questo punto l'incontro è quello che vi dicevo, tra Senese Angelo, il padre e Giuliano Giovanni. In questo incontro dura 7 minuti compreso il parcheggio, l'allegato, vado di corsa, allegato 737, ore 16:30, Fiat Panda si avvicina, parcheggia, scende Vincenzo Senior, Giuliano, dopo 5 minuti se ne vanno, cioè praticamente dopo 5 minuti al bar un caffè insieme al padre e al nipote nel bar del fratello. Io ho riassunto così, il bar è quello del fratello di Angelo e del figlio di Vincenzo, viene lì con Giuliano Giovanni, che è un ragazzo di famiglia, e vanno a prendere un caffè per 5 minuti. Probabilmente in quei 5 minuti Angelo gli dice: non devi usare il nome dei Senese perché ci mettiamo nei guai senza motivo. Però il dato che invece occorre rilevare, perché poi da questo incontro viene individuato come una sorta di placet che poi inquina la responsabilità di Angelo Senese nell'incontro che viene poi 6 ore dopo Ostia, 2 ore dopo Ostia, quello era delle 16, quello di Ostia è delle 18. In questo incontro succedono alcune cose che adesso vedremo. Il problema che vi dico subito è qual è da qui in poi la presenza, la comunicazione, la rilevanza, l'attivismo di Angelo Senese rispetto a quello che succede poi o a cose fatte.
Angelo Senese da questo momento sparisce. Però è utile dire che quello era il placet, perché poi questo Giuliano Giovanni, insieme ad altri soggetti, va a incontrare alle 18:20-19 Girolamo Finizia Ostia, insieme a Esposito Giovanni, che è un incensurato, ma che nella economia dell'impostazione accusatoria diventa evidentemente un soggetto del clan senese, ma non è ovviamente anche questo provato e il parametro vale lo stesso. Arrivano a Ostia alla rotonda, si incontrano con Mero Stefano li porta, dice fa da staffetta, in realtà insieme in macchina vanno verso l'Infernetto, dove arrivano a un bar, loro stanno sempre ai bar, Zucchero e Babà, dove incontrano un rumeno, un egiziano e alla fine alle 20:20 aggiunge De Santis, che si allontanava dopo poco da un posto. Siamo al 13 settembre, il 14 è la questione dei 15.000-7.500. 14 settembre, ore 23:20, c'è la telefonata tra Vincenzo Senese e Giuliano Giovanni, in cui Giuliano racconta a Vincenzo Senese dell'accordo fatto presso il ristoratore, che vengono intesi 15,7,5, diamo per buono l'ipotesi investigativa, che è invece di 15.000 7.500 euro. E che sarebbe frutto della mediazione di cui l'artefice è Angelo Senese. Allora io qua credo che noi dobbiamo fare un attimo una valutazione, perché ci sono due criticità. Noi abbiamo il collegamento dell'incontro di 5 minuti delle 16:30 del 13 settembre al bar col fratello e con il padre sparisce, non è che il padre poi va insieme a Giuliano Giovanni a Ostia. Quindi la figura del padre è una figura rilevante perché dà un significato all'incontro delle 16 e un significato diverso all'incontro del 18:30. Questo incontro va messo in relazione con l'appuntamento ad Ostia la sera e l'appuntamento a Ostia la sera va messo in relazione a quello che succede il 14 settembre. Se succede il 14 settembre, perché potrebbe anche essere successo il giorno prima. Quell'episodio dei 7.000 e 15.000 non è stato accertato, cioè non è che si è individuato il ristorante, si è fatto una sitta al ristoratore o si è cercato di fare un'attività che abbia capito qual era il momento in cui si è fatta questa mediazione. Ma soprattutto chi è che fa la mediazione? Enzo Senese vi dice io non ho preso niente e Girolamo dice ma tu non dovevi prendere niente, quella era una cosa arretrata, gli ti spiego io bene. Anche questo essere completamente sempre a tutela e a balia di Enzo Senese getta un'altra luce nel processo rispetto alla ricostruzione, ma diciamo che quella non è la posizione mia. E poi c'è il fatto che di questa operazione non viene comunicato nulla a Angelo Senese. Allora la ricostruzione è appuntamento, placet del reggente, Ostia, il giorno dopo si fa l'accordo, il giorno dopo si comunica un accordo fatto, non si sa quando, la persona dice io non ho preso niente, no, a noi non è venuto niente come famiglia, e tutto questo viene fatto sotto la regia di Angelo Senese, per il quale era necessario costruire un ruolo di attualizzazione di una rilevanza criminale nel 2017-2018. Poi c'è una serie di intercettazioni che diventano di colore dal 16 settembre in poi, che è quella in cui Orecchio ancora una volta dice il ristorante Salus era il ristorante, quello dove va Enzo Senese 2 giorni dopo a mangiare gratis, e quindi in qualche modo è il prezzo o un riconoscimento per la mediazione. Però le cose vanno lette, io adesso non voglio occupare la vostra pazienza, però se voi leggete è imbarazzante il fatto di dover essere presentato da uno di Afragola per andare a mangiare gratis in un ristorante a Ostia, il cui socio è tale Roberto. Quindi noi stiamo chiedendo una raccomandazione a un soggetto, il nipote della zia, quindi un soggetto di famiglia di Afragola, affinché chiami il socio e lo faccia mangiare gratis, e il pesce deve essere fresco e di alto livello. Cioè stiamo parlando di questo processo qua, perché poi non si può non valutare nel complesso la personalità. Allora dire che quel pranzo del 16 diventa il prezzo della mediazione significa alterare proprio, io non ci torno, ma il significato dell'attività captativa. Gamba curta, è solo intercettazioni, sono 3.
e le leggiamo insieme velocemente. Il progressivo 4966 è un progressivo per capire chi è, cioè è solo tra Mastrosanti e questo Carlo, che viene individuato essere poi Franco Gambacurta, in cui si seguita a capire, non capire Mastrosanti chi fosse, ve l'ha letta Vincentini e quindi già la conoscete, ma chi sei? È il socio Fabrizio, non capisco, non ti conosco, e quindi alla fine si dicono vabbè, rivediamoci, risentiamoci. Il giorno dopo, siccome questo Gambacurta si era messo in mezzo in una vicenda tra Senese Fabrizio e Mastrosanti, la vicenda, lo capiamo dopo in un'intercettazione, è una vicenda di assegni non onorati, non rispettati, un assegno che è tornato indietro, un assegno importante che faceva riferimento a 49 più 30, tipo 70-80 mila euro, era una vicenda legata a una cessione di un'attività commerciale, un supermercato, che però emerge dagli atti solo per l'importo. Dice Mastrosanti, quando ti tornano indietro questi assegni non pagati è come se ti avessero dato una coltellata. E allora Gambacurta, diciamo, in qualche modo paga lui per questo Fabrizio Senese. Però i due non si conoscono, cioè Mastrosanti non sa chi è, neanche quando si palesa come non più Carlo ma come Franco Gambacurta, perché nel progressivo 50-39 a un certo punto è un tale Marco, dice ma ne hai cercato Franco ieri, ma Franco chi? Franco Gambacurta. Chi è sto Franco Gambacurta? Dice Domenico. Si sente in sottofondo Angelo dice lo conosco io Franco Gambacurta. Angelo Senese è uno che si mette sempre, io lo conosco ormai da 20 anni, avendo assistito, c'ha questa indole di voler sempre diciamo, essere in mezzo di aiuto alle persone. In quel momento c'era un problema, lui non lo conosceva, però lui lo conosceva. E come lo conosce Angelo Senese Franco Gambacurta? Lo conosce per averci condiviso un'esperienza detentiva a Rebibbia AS, è stato numerosi anni all'alta sorveglianza di Rebibbia in espiazione della pena, e lo dice nel suo memoriale, lo dice chiaramente, è un elemento che accomuna ai due, lo conosce, ma che non lo conosce bene, mi sa che è de Boccea, mo devo vedere Boccea, dice Angelo Senese, quindi lo conosce ma non è che, come dire, è un rapporto attuale, vivo, saldo, perché in diversi passi delle intercettazioni si dimostrano che i due si conoscono, tant'è, di a Franco, so Angelo, l'amico del Padella, che si mette in mezzo con sto Fabrizio, so Angelo che lavora col Padella con Giulio, Angelo Senese, l'amico del Padella. Allora, è chiaro che se io sono Angelo Senese e sono quello che Franco Gambacurta conosce bene, o gli devo ricordare sono Angelo Senese, quello del Padella, che sono stato detenuto con te a Rebibbia, eccetera. È chiaro che questo Marco porta un messaggio a Franco Gambacurta e in quel momento nasce un link tra Angelo e Franco Gambacurta, e il giorno dopo, quando prendono un appuntamento Mastrosanti e Gambacurta, Angelo è con lui e gli dice vabbè, ci vediamo tutti e tre insieme. Allora, in questa vicenda, e poi ce n'è un'ultima dove prendono atto che il fatto che lui sia stato arrestato. La intercettazione dove si parla dell'assegno è la pagina 219 del progressivo 5108 del 15 giugno 2018, RIT 2925, che è quello di Mastrosanti. L'assegno è stato interpretato proprio, mamma mia, quando mi è arrivato indietro l'assegno, se mi avessero dato 70 coltellate mi avresti fatto meno, probabilmente 70 era la cifra in migliaia di euro che doveva essere restituita. Allora qui c'è anche qui da fare una considerazione. Che dimostrano queste intercettazioni? Tanto l'intervento di Angelo Senese è occasionale, casuale, dovuto al fatto che si trovasse presente, non al fatto che era presente per fare la mediazione e che si è interessato della mediazione. Ma poi c'è un'altra situazione. Franco Gambacurta non mette in discussione il fatto di dover dare soldi, dice Mastrosanti è una brava persona, deve avere quello che deve avere, ci sto io qua perché questo Fabrizio Senese non è un soggetto che può adempiere. E sono io il Senese vero, non quello. È un gesto di stizza rispetto al fatto che quel Fabrizio Senese è il classico, tra virgolette, sola romano, che prende un'attività commerciale, la acquista da un assegno che in gergo si dice non coperto o bucato, e a quel punto l'immagine
di Angelo Sanese dice: ma io scusa, io sono un imprenditore, uno che lavora regolarmente e tutto, devo andare appresso a uno di questi che dice che l'assegno è un assegno che non ha copertura e che quindi a Franco Gambacurta gli dice: ma come ti metti in mezzo con un solo come questo? E allora qual è l'attività di rilievo criminale in questa vicenda? Al netto che all'epoca Gambacurta non era stato ancora condannato per il 74 che pende in primo grado, che è stato condannato in primo grado e pende in appello. Ma al netto di questo, qual è la rilevanza criminale e l'attività di mediazione, il ruolo attivo che ha consentito a Mastrosanti di rientrare in possesso di una cifra che senza l'intervento di Angelo Sanese non avrebbe poi intascato? Perché quando si parla di mediazione criminale si deve dire che la mediazione criminale, per il rilievo criminale del soggetto che la pone in essere, porta un vantaggio alla persona per cui tu sei mediatore. Ma qui c'è un spontaneo riconoscimento, ricognizione di debito e un attivarsi, dai vediamoci che ti devo portarsi i soldi, ti ho dato già 49, quindi 49 sono già transitati, 49.000 euro, sono già transitati prima ancora che intervenisse Angelo Sanese. Quando interviene Angelo Sanese bisogna darne altre 28-29, ma l'iniziativa di restituirli è già in essere, in atti rispetto a Mastrosanti. L'intervento di Angelo Sanese è casuale e non rilevante ai fini della mediazione. Siamo ai ristoranti, ultimo argomento, e per parlare dei ristoranti, che sono i capi 32, 33, 34, 35 e 36, va un attimo valutato il discorso dell'autoriciclaggio, perché l'autoriciclaggio è necessariamente legato al problema della provvista. E qui già vi ho detto del fatto della tipicità della posizione reddituale di Angelo Sanese, non ci torno, pagina 229 della memoria del PM, e anche della scheda dei redditi, pagina 1195 della memoria del PM, che elenca tutti i redditi. Dimenticarsi, lo valuterete nella produzione documentale, dimenticandosi valuterete nella produzione documentale alcuni dei redditi in termini di spessore e di attualità nel 2019. E allora è vero che la Cassazione dice non ci deve essere un accertamento giudiziale precedente rispetto alla provvista. La più recente giurisprudenza è quella che va scemando in un degrado, perché l'autoriciclaggio è un reato che viene inserito successivamente e ha una sua connotazione specifica. Ma questa prova logica non può diventare una misura di prevenzione patrimoniale con inversione dell'onere probatorio. Cioè non siamo noi che dobbiamo dire i 5.000, dicono 80.000, poi lo vedremo, messi nel ristorante per aiutare il figlio, se sono soldi provenienti dalla provvista illecita o no, ma devi in qualche modo costruire come pubblica accusa un legame logico, e questa cosa, la logica, ha una rilevanza importante, perché la logica è quella che non consente di ritenere appunto logico la provenienza nel 97-98 della somma che Angelo Sanese avrebbe investito in queste operazioni imprenditoriali, perché la distanza di 20 anni e la diversa tipologia della moneta da lire e euro crea un'insormontabile frattura logica rispetto alla provvista immaginata. Ma crea anche, forse, Presidente, un dubbio che possiamo mettere all'attenzione del Tribunale, un problema giuridico, perché nel momento in cui tu converti le lire in euro, compi una prima operazione di lavaggio del denaro che diventa poi un denaro pulito, frutto di un reato che all'epoca non c'era nel 2001, però diventa un reato, frutto di una situazione in cui ridà una verginità, una dignità a questa somma di denaro. Nel momento in cui questa somma di denaro la investi successivamente per una operazione imprenditoriale, la provenienza degli euro è una provenienza legittima, anche se frutto di un'operazione illecita prima, o è un'operazione che permane nella sua illegittimità? Perché questo passaggio crea un problema, tanto le modalità di fatto di 150 milioni e 75.000 euro è una cosa che devi in qualche modo dimostrare che si è potuta fare allegramente e si è potuta fare senza problemi. O invece
i 10 anni di detenzione di Michele Senese, le spese legali eccetera, di Angelo Senese, le spese legali eccetera, non hanno consentito invece di dissipare questa provvista originariamente accumulata. Ma questo è un altro problema. Però, e qui secondo me c'è uno dei punti fondamentali di questo processo, c'è il riscontro delle balle dei soldi. E qua è una cosa su cui francamente noi crediamo di aver trovato la chiave di volta. Io ve la riassumo questa intercettazione. Il progressivo è 33439 RIT 1532-17 del 18 gennaio 18 ore 16:20. Se voi leggete la trascrizione, non il brogliaccio, la trascrizione integrale di questa intercettazione, verificate che non c'è alcun riferimento ad Angelo Senese, c'è riferimento a uno zio, ma lo zio è uno zio di Dino, che è un rivenditore di auto, e che non sia lo zio Angelo Senese, che non sia Angelo Senese lo zio a cui si fa riferimento in questa intercettazione, è dato dalla terminologia. 33439 RIT 1532-17 18 gennaio 2018 è quella, per intenderci, in cui si parla della